assolutamente. E invece, vabbè, il Duca e il dottor Carlo Personeni sono comunque due figure istituzionali delle quali non possiamo fare a meno, anzi importantissime, per cui alla fine ci vogliono anche loro. Certo. Bene, bene. Cosa dice? Possiamo dare inizio? Sì. Partiamo? Beh, poi eventualmente man mano si aggiungeranno anche gli altri. Va bene, perfetto. Allora, una brevissima ancora introduzione. Grazie a tutti e benvenuti alla nostra classe così virtuale a distanza. Siamo, se non sbaglio, al 9º incontro. Ecco, come ha anticipato adesso l'insegnante, abbiamo ancora la prossima lezione e poi la pausa di aprile per le vacanze di Pasqua. Ecco, quindi poi ripeterà l'insegnante, ci impegneremo, l'invito ad impegnarsi in questa pausa per produrre un piccolo elaborato in bergamasco e così fare presente anche il nostro interesse. Devo dire che ho ricevuto alcune segnalazioni, tutti di grande apprezzamento, contenti come è stato gestito finora, si complimentano tutti per la sua capacità didattica e la padronanza del dialetto, quindi perfettamente continuiamo così. Diamo il benvenuto a tutti. Il corso ormai va bene ridondante, però è in collaborazione tra l'Ente Bergamaschi e il Ducato di Piazza Pontida. L'insegnante Giusy Bonacina fa parte della redazione del GIOP del Ducato di Piazza Pontida. Porto i saluti del presidente del ciclo dell'Ente Bergamaschi nel mondo, Carlo Personeni. Tra di noi ci sono anche altri presidenti e segretari di altri circoli e che altro. Vi invito alla nuova lezione, come ho detto, la sorpresa di questo gossip tra comari bergamasche. Grazie, buona lezione. Grazie. E il solito avviso tecnico, stacchiamo il microfono così l'insegnante non ha interferenze di rumori. Grazie. Grazie a voi. Prima di tutto consentitemi di essere io a fare i complimenti a voi per la costanza che avete avuto. Non è semplice, soprattutto per chi ha un fuso diverso, ma per tutti in generale. Non è semplice avere un appuntamento, magari dopo aver lavorato tutto il giorno, avere un appuntamento che tutto sommato ci coinvolge, ci impegna e quindi davvero a volte è anche un po' gravoso. Per cui il fatto che voi ci siate sempre e che siate numerosi e che seguiate con piacere, per me è di grandissima soddisfazione. Detto questo, complimenti a voi per la costanza, per la tenacia, per l'applicazione e basta. E poi andiamo avanti. Allora, come ha anticipato il signor Mauro Rota, questa sera abbiamo una poesia particolare, forse una delle meglio riuscite fra quelle che noi abbiamo letto. Vi dirò che secondo me il top lo toccheremo la prossima volta con La morte del Tone, perché quella è veramente il massimo, ma anche questa le tiene dietro piuttosto da vicino. Allora, si tratta della lingua di Fonne. Noi, la lingua delle donne, chiaramente. Allora, noi abbiamo visto come il Tone qualche volta, quando torna dal lavoro, decide di distrarsi, si allontana dalla famiglia e va all'osteria. Va all'osteria e quando torna non è sempre sobrio, però sono le sue distrazioni. Vogliamo forse pensare che la Rosa, donna liberata, come abbiamo visto, con un suo caratterino ben deciso, non abbia a sua volta le sue distrazioni? Le ha anche lei, naturalmente. E sono le chiacchierate sul pianerottolo con l'amica Marietta, che abbiamo già conosciuto, l'abbiamo conosciuta addirittura sia nel Primis Chat. Ve la ricordate? Quella che cacciava via il Tone dalla stanza. Ecco, la Marietta è un'amica della Rosa. Queste due donne, la Rosa e la Marietta, comunque, pur avendo un loro carattere preciso e non lasciandosi mettere i piedi in testa, appartengono però ancora a una famiglia nella quale il marito è quello che comanda, che a loro piaccia o non piaccia, ma è un po' così. In un'altra poesia che noi non leggeremo c'è la spacca
fundine e poi madaccia do papine, cioè loro sono abituate al marito un po' manesco, quello che alla fine viene a casa e gliene suona. Però devono in qualche modo sfogare questa loro frustrazione, perché loro si rendono conto che non è così che dovrebbe andare, ma non sanno come dovrebbe andare in altro modo, perché non hanno sperimentato il femminismo. E allora che cosa c'è di meglio che chiacchierare, che sparlare di una comune conoscenza, la Fonna del Magnà, la quale, insomma, ha avuto un passato e un presente non proprio di specchiata moralità. E queste due donne ne raccontano veramente, hanno la lingua lunga queste due. C'è da dire che il Magnà, cioè lo stagnaro, quello dello stagnaro è un mestiere che noi non abbiamo più, perché oramai quando si rompe una pentola la buttiamo e ne compriamo un'altra, ma un tempo lo stagnaro era indispensabile perché metteva una pezza di stagno, cioè stagnava le pentole rotte. Credo che adesso gli stagnari non esistano più se non come artigiani, e in questo caso che si facciano pagare molto. Credo che poi rimanga un enclave di Rom che lo fanno più o meno nel nord della Francia, verso Saint-Marie-de-la-Mer, credo di non sbagliarmi, ma potrei anche sbagliarmi, e lì c'è un raduno di Rom dove si trovano molti stagnari, gli ultimi rimasti, ma in linea di massima gli stagnari nelle nostre città non ci sono più. Il Magnà però è un personaggio sempre piuttosto vilipeso nella cultura bergamasca, non so perché. Vi ricordo, ma è una sciocchezza, vi ricordo una canzoncina che dice che il Magnano chiama le donne, no? Che il Magnano che gioia dell'aurà, forse l'avete già sentita, di solito si canta quando si è in compagnia, magari in qualche rifugio alpino, quando si va in compagnia si canta anche questa, il Magnano che gioia dell'aurà, segui una quac pignate de stagnà, purti leso de bas, gariato il Magnà, questo dice il Magnano. Salta fuori una spusota, non c'entra niente con la nostra poesia, vi dico solo come mai il Magnano è un personaggio un po' un po' vilipeso, è vero, offeso e vilipeso. Salta fuori una spusota con di mai una pignata rota. E dice al Magnano: se me la giusti de vero galantom, se me la aggiustate da vero galantuomo, me ve la daria de nascus del meom. So che voi pensate male, ma il complemento oggetto è la pentola. Quindi io vi darei la pentola di nascosto al mio marito. Ma il marito dietro l'uscio aveva sentito tutto e al saltafuoco un due bastun di ma e pime pume pamsio la crapa del Magnà. Il quale Magnà al disnegota, cioè non dice niente, ma va a caco la crapa rota. E senza chiamà gna dutur gna ocat, al sestagnat, la crapa al posto destignat, cioè si è aggiustato la testa al posto della pentola senza chiamare né il dottore né l'avvocato. Quindi questo Magnà è nell'inconscio collettivo bergamasco un povero Cristo sempre, anche in questo caso. Vediamo la lingua di Fonne, adesso partiamo. Ve la leggo io, ve la traduco e poi ci pensano le nostre signore. Marietta, liv dovrada se o no la pignatina? Sigur, ma santa mater, scusemi un po' Urusina, gnotate per la crapa che certe robe scapa. Pota, contace scec, le proprio grande fa, disega un po' al vos Giacom che il varde cosa fa. Guardate che bella questa frase, che è l'indagine velata sull'attività sessuale della Marietta. Cioè, dite a vostro Giacomo che guardi cosa fa. Signor, risponde la Marietta, cosa oliv mai? Lo dici, ma come fai? E per ne amò qua döne de proprie fortunada. La fonna del Magnà la pargna maridada. E la Rosa insorge. Ma cara Marietta, che è la gnaududa sceta, ha addirittura avuto 2 figli senza essere sposata. Le randi convertite? E i convertite erano le ragazze pericolanti, definite così perché erano quelle che o per nascita, perché appartenevano a una famiglia non nella quale a una coppia non legalmente sposata, o perché avevano avuto un comportamento un po' troppo libero,
erano cresciute dalle suore, si chiamavano ragazze pericolanti o convertite. E allora la Marietta domanda, che Crista li ha sbagliati? Cioè, noi in bergamasco diciamo sbagliare quando una donna rimane incinta senza volerlo, fuori dal matrimonio magari. Ma che sbagliato del basemel, ritorna il nostro basemel che non è una parolaccia. Questo vuol dire imbocciato, questo vuol dire azzeccato. Se la sbagliata del bu, e sarebbe mia stai du, cioè se fosse stato veramente un errore non l'avrebbe rifatto. Ma guarda, Santa Mater, dice la Marietta, ma la salmia il magnà, alla savrà, le robe che non spelmia stagnà, non si può mettere una pezza su queste cose. Le pota po balos che spelcia mal bambos, quello che vi dico io del magnano. Il magnano è un bamboccio sempre. Ma adesso che l'è sposata, chiede alla Marietta, a farla al mangiadese, fa almeno giudizio. Se prim la ribassà, adesso la tenso il prese. Santissima, e il magnà, le bambo, se li fa. E adesso la descrizione della forma del magnà. La sempataca al muso, la sepitura iuc, coi veste taccurtine che svettoci zenuc, se la sessenta al bas, la uscandol, bocatas. La gaime dande nigre, rosa che un tema in più, nigra la biancheria, moda del dedenque, per fa più presche spöl, la gagna il camisol, quindi non ha neanche la camicia. Ve par Mariette? Ma certo, gen vuol di pignati, sicur, te per mantenere e stice capelli. Just, e per lei se a goire su, se. E Sif chi paga in spese. La dice, la marenguna, mi fermo un secondo, era costume dalle nostre parti che se uno aveva sposato un falegname, anche se lei non toccava neanche una scheggia di legno, prendeva il nome del mestiere del marito, perciò se il marito fa il marengù, cioè il falegname, la sua moerle era la marenguna. Se il marito faceva il beccher, cioè il macellaio, la sua moerle era la becchera. Se il marito faceva il polarel, la sua moerle era la polarela, anche se lei non toccava i polli. Ecco, questo per darvi un chiarimento. La fonna del Lisandro, che è la marenguna, la fonna del Lisandro, che è la che posta buna, amut, la semlandà, al padru de ca. A gal del pelandru che stort mal sagomat, mia per negota all'ura che Cristo l'ha segnata, in quanto a che il posè, mia sta idreaca me. Ma guarda un po' che porchigna, che stomach, che mustas. Ma meo ciapalla sibra e gorumpito il nas. E lui cosa valdece? Al macresito il fece. Me per sua norma e regola, gosei medande bianche. Me per la roba sota non mi rincrespa l'anche. Quac franchi nacendre, camise col carè. Palpen poche medande, signepon del corset. Cuiumber siamo carne, dura come il palet. Ghiu stomach bel masses, e non le ha fosses. Le la passiu del tone, che rosto di balos. Le fai sessi al megiacom, a che pias pochi os, che rosgia e mi antace, denche una prisa e pace. E l'uso gros o radica, ma giusto le scaglieta, me parchen del vusmas pendeghe poc Marieta, al deden che un pisa un potet e poi la prisa. Sentimpo Santa Mater o il fischio del mesdè. Regina sacratissima so comudada be lei nötel o de fa le troppi in denacà. Per buona sorte che gli uomini ies quasi te magnà con quaterbale in regola si comuda via. Per esempio, donde stanza e me fodel la panza. Ma quando ve il metone, me se che strempie e sude perché se il me medega, la semla le salude. Rosa, è la pignatina? Demlan domani mattina. Ecco, adesso la traduciamo bene, ci fermiamo se c'è qualcosa da considerare. Grazie Nicola, grazie tante. Ecco, la lingua delle donne. Marietta, l'avete usata sì o no la pentolina? Sicuro, ma Santa Mater, scusatemi anche voi Rosina, guardate questo, Santa Mater che finisce con una consonante e poi scusem che inizia con un'altra consonante. Se non avessimo bisogno della metrica, cioè di avere un certo numero di sillabe, qui avremmo potuto mettere una I,
ma Santa Mater iscuse un po' a Rosina, ma non serve, tra l'altro non è neanche cacofonico, ma non serve perché non possiamo usarlo perché abbiamo necessità di non avere una sillaba in più. Quindi scusatemi anche voi, Rosina, ne ho tante per la testa che certe robe sfuggono. Pota, il nostro Pota, con tanti figli è proprio un grande affare. Dite un po' al vostro Giacomo che guardi cosa fa. Signore, cosa volete mai? Gliel'ho detto, ma come si fa? Eppure c'è ancora qualcuna molto fortunata. La moglie del Magnà non sembra neanche maritata. Ma cara Marietta, cara voi Marietta, ha avuto 2 figli da ragazza, de na du eccetera. Era nelle convertite che vi ho già detto chi erano. Che Crista aveva sbagliato, cioè era rimasta incinta, ma non aveva sbagliato, era rimasta incinta per sbaglio, per errore. Ma che sbagliato del base, questo vuol dire azzeccato. Se sbagliava davvero non sarebbero stati 2. Ma guarda Santa Mater, ma non lo sa il Magnà? Lo saprà, sono cose che non si possono stagnare. E poi è tanto bamboccio, è tanto poco furbo che possiamo chiamarlo bamboccio. Ma adesso che è sposata, fa almeno giudizio. Ma se prima tendeva al ribasso, adesso ha alzato il prezzo. Santissima! E il Magnà? È stupido, cosa volete fare? Allora, si impiastriccia il muso, si dipinge gli occhi, ha i vestiti tanto corti che si vedono tutte le ginocchia. Se si siede al basso è uno scandalo, bocca taci. Porta le mutande nere. Rosa, non raccontatemene più, nera la biancheria. Certo, moda del giorno d'oggi, per far più presto che si può non ha neanche la camicia. La camicia per camicia non si intende camicetta, ma si intende proprio quell'indumento intimo che le donne portavano sotto tutti gli altri panni e che non toglievano mai, se non in occasioni particolari, neanche durante le effusioni coniugali. La camicia doveva rimanere sempre indosso alla signora. Vi pare Marietta, ma invece la moglie del Magnà non la porta, quindi libertina proprio. Vi pare Marietta, ma certo, ce ne vogliono di pentolini, sicuro, tutto per mantenerle vestiti e cappellini. Giusto, giusto, eppure è così, ho ragione, sì, sì. E sapete chi paga le spese? Me lo ha detto la moglie del falegname. Come la moglie del Lisandro, che immaginiamo faccia il falegname, quella che buona lana, che posta buna, che cliente buona, la utilizzavano i negozianti per dire che la Lelo è una posta, è una che viene magari, compra senza pagare subito. Quindi una furbastra. A monte, lasciamo andare, è il padrone di casa quello che paga le spese. Ma come? Ha del pelandrone, quello storpio malfatto. Guardate, era convinzione nei nostri vecchi, che non tutti naturalmente, però era piuttosto diffusa la convinzione che quando uno aveva un difetto fisico era perché era cattivo e che quindi malvagio, cattivo, magari maligno, e che quindi il buon Dio l'avesse segnato in maniera che tutti sapessero che lui era una persona dalla quale stare lontana. Era una convinzione drammatica, ma i nostri vecchi la pensavano così, non tutti, ma parecchi. Ma guarda un po' che sporcaccione, che stomaco, che faccia. Ma io ho preso una ciabatta e gli ho rotto il naso. E lui cosa vi ha detto? Mi ha aumentato l'affitto, era padrone di casa. Ma io, per sua norma e regola, porto le mutande bianche. E qui guardate che bella questa frase. Io, per la roba sotto, non mi dispiacciono i soldi, non mi dispiace spendere i soldi. Questo qua è un bel anacoluto, che è una figura retorica che usa anche Dante, ma che usa anche il Manzoni. Adesso mi viene in mente il Manzoni più che Dante. Vi ricordate quando a un certo punto Renzo dice, parlando di Don Rodrigo, quel birbante che se non fosse stato per lui adesso Lucia sarebbe mia, lo usa il Manzoni, quindi, e vuol dire cambiare il soggetto pur rimanendo nello stesso periodo. E quindi infatti dice, io per la roba sotto dovrebbe continuare con lo stesso soggetto e dire
io per la roba sotto non piango sui soldi che spendo, quindi il soggetto dovrebbe rimanere sempre io. In realtà non è così. Io per la roba sotto, a me non dispiace di spendere i soldi. Quindi guardate com'è cambiato il soggetto della frase. Ma scusi, è inteso nel senso che non mi spiace spendere, nel senso che non mi spiace fare soldi con la roba sotto e poi li spendo, no? No, spendere. Non mi dispiace di spendere i soldi per la roba sotto, perché dice qualche soldo avanti e indietro e ho le camicie con l'orlo ricamato. Ah, ok, intesa alle mutande, quindi. Certo, le mutande, le camicie, io per la roba sotto non vado a spese, ecco. Stavo collegando al pentolino sopra, per quello che ho fatto No, è solo la moglie del Magnà che si può permettere di non avere la camicia. No, questa qui la camicia ce l'ha col carré e non le dispiace di spendere i soldi per comprare i pizzi che ci vogliono. E dice addirittura palpempo che mutande, cioè allungate una mano, toccate che mutande che porto, guardate addirittura nel corsetto. Beh, loro sono amiche, hanno confidenza, possono anche permetterselo. E l'altra dice accidenti, cuyumber, che comincia con cuiù, quindi guardate che anche in questo caso non è una parolaccia, noi lo diciamo. Siete ancora in carne, siete dura come un paletto, avete uno stomaco in questo caso un seno, bello massiccio, bello forte, e ne ho allattati 6, non le ha fosses, perché la Rosa ha avuto 6 figli, lo sappiamo. Questo petto così florido è la passione del Tone. Che razza di birbante! È fatto così anche il mio Giacomo, risponde la Marietta. Gli piacciono poco le ossa, gli piacciono poco le donne magre. Che rosei e nientace, cioè chi rosicchia la carne dietro l'osso sono pochi. Su, datemi una presa di tabacco e pace. E adesso c'è un'indagine sulla possibilità di spendere dell'amica. Guardate, è stupenda questa poesia, proprio ci dà il senso del pettegolezzo, non maligno, ma pettegolezzo comunque. E la Rosa domanda: che tipo di tabacco mi offrite? È lusso? È quello di lusso? Grosso o radica? E la Marietta, che utilizza il tabacco più economico che c'è, risponde: ma no, è scaglietta. E subito la Rosa riprende: mi pare che nel tabaccare spendiate poco, Marietta, cioè voi risparmiate, Marietta. E l'altra risponde: al giorno d'oggi si fanno i conti un po' su tutto, anche sulla presa di tabacco. Guardate, è magnifica questo dialogo fra queste due donne, sono fantastiche. Sentite, Santa Mater, il fischio del mezzogiorno. Chi mi chiedeva l'altra volta, mi fermo un attimo, perché chi mi chiedeva l'altra volta se o stabilimenti coerte, che era quello che era uno fra gli stabilimenti dei quali la sirena si sentiva un po' in tutta la città, e qualcuno mi ha chiesto, poteva essere uno stabilimento degli Zoffi? No, era uno stabilimento degli Oettinger, era un lanificio cotonificio ed era proprio messo in via Angelo Mai tra via Madonna della Neve, via Angelo Mai, quasi di fronte alla via Fantoni. Com'è scritto, scusi, il nome? Oettinger? Oettinger, con la K. Okay. Allora, il fischio del mezzogiorno. Regina sacratissima, sono sistemata proprio bene. È inutile, il da fare è troppo in una casa. Per buona fortuna gli uomini sono quasi tutti come il Magnà. Con 4 bugie dette bene si accomodano via, no? Per esempio, vado in camera da letto e fingo che mi faccia male la pancia. Ma quando viene il mio Tone, bisogna che mi agiti e che sudi, perché se mi medica, si dice da noi, no? Al mamme de gat, per dire, mi ha dato un paio di sberle, se mi medica il Tone, lasciamo perdere, vi saluto. E la Marietta domanda: Rosa, e la pentolina? Datemela domani mattina, che vuol dire domani mattina ci ritroveremo e ricominceremo a chiacchierare. È carina? Secondo me è una delle più belle. Comunque, via. La lingua di Fonne, chi me la legge un po'? Voglio 2 signore.
Bene, inizio ancora io. Ciao a tutti. Dai, Faccio anch'io, ma non tutta perché è difficile. ma no, non è difficile. Poi io sono qua e ci fermiamo casomai. Dai, via. La lingua di Fonne. Marietta, Liv dovrà sì o no la pignatina? Sicuro, ma Santa Madre, scusa un po'. Rosina. Scusatemi, si danno del voi. Scusa un po'. Scusatemi. Scusa un po', Rosina. Sì, anche voi, Rosina. Che notate per la crappa che certe robe scappa. Pota con tace scec le proprio grande fa. Disega un po' al vos Giacom che il varde cosa fa. Signor, cos'è lì mai? Che lo dici? Ma come si fa? Come si fai? Ma come si fai? E poi chiamò qualcuna de proprio fortunata. La femmina del Magnà, la pernia maritata. La pernia maritata. Ma cara Marietta. Cara voi. Cara voi, sì, cara U Marietta. Che la gna du desceta. Gna du desceta. Va bene. L'era in deconvertide. Che Crista li ha sbagliati. Ma che sbagliato del Basemel. Che sto al veldin bocciat. Brava. Se la sbagliata del bu, i sares mia stac du. Ma guarda, Santa Mater, ma la salmia la mangià? Al mangià? Al savrà. I robe che non posso che non spöl mia stagnà. Le poatat poc balos che spölcia mal bambos. Ma adesso che l'è sposata? Sposata? Al fala al manc giudesse? Fala al mangiodesse? Fa un po' di giudizio? Fa al mangiodesse. Se pri la ribassà, adesso la ten sul prese. Santissima! E il magnà? Le bambo se li fa. La sempacada il mus. Oh, la sempacata il mus. La sepitura iöc. Coi veste taccortine che svetto e cisenöc. Se si sente al bas, le scandal, boca tas. Laga i medande nigre. Rosa, contemen più. Contemen più. Nigra, la biancherea? Moda del dedenche. Per fa più presto che spöl la gagna il camisol. Ve par Mariette? Ma certo. Gen vuol di pignati. Sicuro. Tut per mantenega e stice e capelli. Just. E per lei se a goiresù? Sì. E al SIF chi paga le spese, me la dice la marenguna. La femmina di Lissandro, che è la che posta buna. Che è la che posta buna. Amut, la semlandà. A lei il padrù de ca. A gal del pelandru, che il stort masalgomat. Mia per negota, allora che Cristo l'ha segnato. L'ha segnato, ci dicevano, era proprio una parolaccia dire segnat del Signor, voleva dire proprio sei talmente
orribile che persino il buon Dio ti ha segnato. In quanto a quel posse, ma il mio succedere anche a me. Ma guarda un po' che porchigna, Che porchigna! che stomaco, che mostas. Ma a me ho ciappato la sibra e ho rompito il naso. E lui, cosa va detto? Hanno cresciuto il feto. Ecco. Ma per norma e regola, Per norma e regola, per dice. norma e regola, gosse i modande bianche. Me, la roba sota, Per la roba sota. Me per la roba sota non mi rincressi palanche. Quant Franch inaccendré camise col carré. Qua Franchi accendrei qualche soldo avanti e indietro, dice io faccio saltare fuori da quello che ho come budget, faccio saltare fuori i soldi per fare il carré alle camicie, perché ci tengo tanto alla roba sotto. Palpe un po' che Palpé. Si danno del voi. Quindi. Palpe un po' che modande. Signe po' del corset. Coiumber, siamo in carne, dura come un palette, di stomaco, bel masses. E no, let fosses. E non le at fosses. E non le at fosses. Difficilissimo. No, dai. Lei, la passione del tone. Che rosto du balos, le faccio isse olme Giacom, a che piace poc ios. Che ros già e mian tace. Che ros già, chi rosicchia? E mian tace. Den che una prisa e pace. Den che una prisa e pace. E l'uso gros o radica? Ma gius l'escalietta. Me par che del visma spendega poc Marieta. Al deden che Scumpisa, si fanno i conti. Scumpisa un po' tot e poi alla prisa. Cioè, al giorno d'oggi si deve fare i conti su tutto, addirittura sulla presa di tabacco, perché bisogna risparmiare. Senti un po' Santa Madre. Si danno del voi. Sentite. Senti un po' Santa Madre o il fischio del mesdè. Regina sacratissima, so comodata be. Lei notel, ol de fa le trop in denacà. Per buona sorte che gli uomini e i quasi tutti magnà. Con quattro bale in regola, hai scomoda via. Si comoda via? Per esempio, donde stanza e me fo della panza. Ma quando ve il metone, me sede strempia e sudà. Me se che strempie e sude. Me se che strempie e sude. Perché se il me medega, la semla le, ve salude. Rosa, e la pignata? E la pignatina? E la pignatina? Demlan domani mattina. Brave, bravissime. Guardate, non è facile, Non è facile affatto. È un po' difficile questa, sì. Certo, è difficile, ma lo so benissimo. Vabbè, oramai siete avanti, abbiamo quasi finito. Brave davvero. Dai, traduciamo. La lingua delle donne. Marietta, l'avete adoperata o no la pignatina? La pentolina. La pentolina, sì, la pignatina va bene. Certo, ma Santa Madre, scusatemi un po', Rosina, ne ho tante nella testa che certe cose scappano, le dimentico. Pota, con tanti bambini è proprio un grande affare. Dite un po' al Giacomo che guardi cosa fa.
Signore, l'ho già detto. No, no. Cosa no. volete mai? Signore, cos'è Olive mai? Signore, cosa volete mai? Io ho detto, ma come si fa? Eppure? Eppure... C'è ancora Geamo? C'è ancora delle donne fortunate. C'è ancora qualcuna proprio fortunate, le donne che, la moglie del Magnà, che non sembra neanche sposata. Perfetto. Ma cara Gori. lei, Marietta, quella ne ha avuti 2 da ragazza. Era nelle convertite. Accidenti. Accidenti, ha sbagliato? Ma che sbagliato. Questa è una cosa voluta. Questo vuol dire azzeccato. Questo vuol dire imbocciato. Ok, questo vuol dire azzeccato. Se sbagliava davvero, non sarebbero stati due. Ma guarda, Santa Madre, ma lo sa il Magnà? Ma lo saprà, perché sono cose che non si possono riparare, riparare. È poco furbo. È talmente poco furbo? È talmente poco furbo che è si può chiamarlo? Sciocco, bambos. Bamboccio, certo. Ma adesso che è sposata, ha fatto almeno giudizio? Se prima ribassava, adesso tiene sul prezzo. Santissima, e il Magnà? È sciocco, cosa volete fare? Cosa ci volete fare? Si impiastriccia il muso e si pittura gli occhi. Ha vestiti corti che le si vedono le ginocchia, e se si siede al basso è uno scandalo, cioè, bocca mia, e ha le mutande nere. Rosa, non dirmene di più, nera la biancheria? È la moda di oggi. Per fare più presto, che si può, non ha nemmeno la camicia. La camicia. Vi pare, Marietta? Ma certo. Ce ne vogliono. Ne vogliono di pentolini. Sicuramente. Tutto per mantenergli vestiti e cappellini. Giusto. Eppure è così? Eppure è così. A Goiresù, ho ragione? Sì. Sapete. Ok. E sapete chi paga le spese? L'ha detto la moglie del falegname. Me l'ha detto la moglie del falegname. La moglie di Lissandro, quella che è di buona lana. Che buona lana. A monte lasciamo perdere che è il padrone di casa. Quello non riesco a tradurre. Ha del pelandrone, quello storpio malfatto. Ecco. Ha Gal del pelandru, ha del pelandrone, ha dello sporcaccione, quello storpio malfatto. Ma non è per niente allora che il Cristo l'ha segnato. Certo. In quanto a quello poi sì. Non si è tirato indietro anche No. In quanto a quello, sì. Non è stato dietro anche a me, cioè non ha fatto non ha corteggiato anche me.
Ma guarda un po' che porchina, porco, che porco, che stomaco, che faccia. Che faccia. Ma io ho preso una ciabatta e gli ho rotto il naso. Ah, E lui cosa ha detto? Mi ha cresciuto l'affitto. ma Ma per sua io? norma, io per sua norma e regola ho le mutande bianche. E io per la biancheria, per la roba sotto, non mi faccio rincrescere i soldi. Brava. Qualche soldo avanti e indietro, Camicia. mi compro le camicie col carré. Tocchi le mutande e tocchi e guardi anche il mio corsetto. Accidenti. Accidenti, sei ancora in carne dura come un paletto. Hai lo stomaco massiccio. Il seno, perché noi diciamo stomach, ma intendiamo il seno. Il seno ancora bel massiccio. No? E ne ho cresciuti 6. No, allattati. È la passione del tone. Accidenti. Che razza? Che razza di birichino, no? Benissimo, Balos, certo, birbante. L'è fatto così? È fatto così anche il mio Giacomo e non gli piace... Non gli piacciono le ossa. Non gli piacciono le ossa. Che rosgia. Che rosicchia? Quelli che rosicchiano sono pochi. Non sono pochi. Sono pochi. Non sono pochi. Quelli che rosicchiano, cioè quelli che amano la carne dietro l'osso, cioè che amano le donne magre, sono pochi. Sono pochi. Mi dia una presa di tabacco. Presa di tabacco e pace. Lusso, grosso o radica? Ma giusto, non so cos'è, scaglietta? Pezzettino. Pezzettino? Sono in riunione. Scaglietta di tabacco, un pezzettino. Ok. Tra 20 minuti più o meno. Certo, all'inizio di Via Quarenghi, lasciami andare. Ciao. Tu vieni qua sotto. Ciao. Scusatemi, mio figlio che ha bisogno di un passaggio. Scusate, dove eravamo rimasti? Era giusto. Le scaglietta? Scaglietta, sì. Ma per... Mi pare che per che nel tabaccare spendete poco, Marietta. Noi si dice vusma per dire tabaccare da fiuto. Tabaccare col naso. Vusma. Al giorno di oggi si soppesa, si fanno i conti. Si soppesa un po' di tutto e anche la presa. Di tabacco, certo. Sentimi un po', Santa Madre, e il fischio di mezzogiorno. Regina Sacratissima, sono messa bene, è inutile. Il da fare. È troppo, il da fare è troppo in una casa. Per buona fortuna. Gli uomini sono quasi tutti magnati. Sono come lui. Stupidaggini. Si accomodano, si sistemano via. Via. Per esempio, ad esempio, quando io vado nella stanza mi faccio venire il mal di pancia, ma quando arriva il mio tone bisogna proprio che io strempi e sudi. Che mi agiti e sudi. Perché se lui mi picchia, mi medica, mi dà la medicina? Lasciamola lì, vi saluto. Rosa, e la pentolina? Me la date domani mattina. Brave ragazze, brave. Non era facile, assolutamente.
veramente siete state brave. Oltretutto non l'avevate mai neanche sentita se non da me adesso, quindi veramente siete state bravissime. Qualcun altro che vuol provare? Magari non la facciamo tutta per lasciarvi andare a casa in tempi accettabili, perché sennò io tiro sempre 7:45. Qualcun altro che vuol provare? Ne posso fare un pezzetto? Dai. E qualcun'altra con lei? Accettiamo anche un signore uomo, che fa la parte della Marietta, va bene. Meno male, perché sennò stasera gli uomini stanno troppo a riposo. No, è ovvio che no. Ma ci rifacciamo la prossima volta. Dai, qualcuno, Simone, su, facciamo la Marietta. Ora io. Tiri fuori la sua parte femminile, dai. Dai, bravo. Che poi in Germania Simone è un nome femminile. Ecco. Allora, via. Allora, io comincio. Dai. La lingua di fomme. Marietta, li dovrà da sé o no la pignatina? Figure, ma Santa Mater, scusi un po', Rosina. Notate per la crapa che certe robe gli scappa. Pota, contaces cec le proprio un grande fa. Disega un po'. Disega un po' al vostro Giacom che il verde cosa il fa. Signor, cosa gli fai? Lo dici, ma come fai? E per chiamò qua d'una de proprie fortunate. La femmina del Magnà la pargna maridata. Ma cara Marietta, che la gnaut du desceta. Cara Marietta, che la gnaut du desceta. Cara Marietta, che la gnaut du desceta. L'era indiconvertita. L'era indiconvertite. Che Crista lì ha sbagliato? Ma che sbagliato del Basemel? Che sul vuol dire imbocciat? Se la sbagliata del bu, saresti mia del bu, non c'è la diesi. Se la sbagliata del bu, saresti mia du. Ma guarda Santa Madre, ma la salmia al Magnà. Alla savrà, e robe che non spolma mia stagnà. Le po a tat poc balos che spolma mal bambos. Ma adesso che l'è sposata a fare al mangiudisi? Se prima la ribassà, adesso la tieni su il presse. Santissima, il Magnà? Le bambo, se olifa... La simpatica al muso, la sempitura ioc, coi veste tat cortine che svettoci i senoc. Se la senta al bas, le uscandol, bocatas. Fermiamoci e traduciamo. Torniamo indietro. La lingua delle donne. Marietta, l'ha adoperata sì o no la pentolina? Ma signor, ma Santa Madre, scusatemi un po' Rosina, ne ho tante per la testa che certe robe mi scappano. Ma con tanti bambini è proprio un grande da fare. Lo dica un po' al vostro Giacomo che guardi cosa fa. Signore, cosa volete? Gliel'ho detto, ma come si fa? Eppure c'è ancora qualcuna che è proprio fortunata, qualche donna che è ancora fortunata. La donna dello stagnaio non sembra nemmeno maritata. Ma cara voi Marietta, quella ne ha avuti due da ragazza. Era nelle convertite, è cresciuta con le suore. Sì, no, le convertite erano, lo dicevo prima, le ragazze pericolanti, erano proprio definite così, convertite o pericolanti. Non era cresciuta, era stata cresciuta dalle suore, quindi era stata mandata dalle suore perché aveva avuto da ragazza un comportamento decisamente di poca specchiata moralità.
Era una libertina, quindi bisognava mandarla a correggersi nelle convertite. E Crista ha sbagliato, è rimasta incinta? Ma che è sbagliato, questo vuol dire imbroccarla. Se l'ha sbagliata, se avesse sbagliato non sarebbero stati mica 2. Tocca a me, giusto? Sì, ma guarda. Ma guarda Santa Madre, ma lo sai lo stagnaio? E lo saprà, è roba che non si può nascondere, che non si può riparare. Non si può riparare. È tanto poco furbo che si può chiamare bamboccio, un po' stupido. Ma adesso che è sposata fa almeno giudizio? Se prima andava a ribasso, adesso alza il prezzo. Tantissima. E lo stagnaio? È stupido, che vuole farci. Se si impiastriccia il viso, si pittura gli occhi con i vestiti tanto corti che si vedono i ginocchi e se si siede giù è uno scandalo. Boccataci, non so cos'è. Boccataci, dice a se stessa. Bocca mia, stai zitta. Okay. Boccataci. Siamo arrivati alle mutande nere. Volete andare avanti? Sì, dai, alle mutande nere. Non l'abbiamo letto questo. Non fa niente. La signora è andata avanti e andiamo avanti anche noi. Rosa, non raccontarmene più. La biancheria nera. È la moda del giorno d'oggi. Per fare prima che si può, non ha nemmeno la camicetta. La camicia, non la camicetta. La camicia. La camicia è proprio l'indumento intimo. Vi pare, Marietta? Ma certo. Ce ne vuole di pentolini. Signore. No, sicuro. Sicuro, dice, non signore. Sicuro. Tutto per mantenere vestiti e cappellini. Giusto. Eppure è così, ha ragione? Sì. E chi paga tutte le spese? E sapete chi paga le spese? Me l'ha detto? Me l'ha detto la moglie del falegname. La moglie del Lisandro? Quella che paga il ritardo? Che posta buona, che buona lana. A monte, lasciatemi stare, è il padrone di casa. Quel pelandrone tutto storto mal sagomato, ma non per niente è stato segnato da Cristo. In quanto a quello... Poi sì, mi ha fatto... non è stato dietro anche a me. Non è stato dietro anche a me. Ma guarda un po' che porcone, che stomaco, che faccione, che faccia, sì, che facciaccia. Ma io? E io ho preso la ciabatta e gli ho rotto il naso. E lui cosa va detto? Ma ha aumentato l'affitto. Bravi veramente, possiamo fermarci. Okay. Molto bravi. Molto bravi. Bene, noi ci vediamo la prossima volta. Credo che siamo arrivati, vediamo che sono, non so neanche io. Allora, 19:28, spacchiamo il minuto stasera. Bravissimi. Allora, bravi, guardate che questa poesia è tra le più difficili, anche tra le più belle, perché è la più godibile. Secondo me è una piccola commedia, è piccolina, ma è una commedia, si potrebbe fare a teatro. Bellissima. Voi siete stati bravi e guardate che ci sono persone che tutto il giorno o tutti i giorni parlano in dialetto bergamasco e non sarebbero in grado di leggerla. Quindi siete veramente bravi. Vi faccio i complimenti, vi aspetto la prossima settimana con la morte del Tone e poi ci daremo degli incarichi per il tempo in cui non ci vedremo. Ciao a tutti, buona serata. Buonasera a tutti. Grazie mille, buona serata a tutti, arrivederci. Arrivederci a lunedì prossimo. Grazie a tutti, buona serata. Ecco, riceverete poi la prossima poesia dal nostro Tiziano Piazza che ringraziamo. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao, grazie a tutti. Arrivederci. Allora che c'è Tiziana? Ciao Tiziana. Non ti avevo visto. Hai bisogno di occhiali, cara.
No, non lo scorrevi nella... Siamo noi. Lunedì prossimo sarò assente. Quindi dopo la volta successiva il 2 maggio. Perché vado a Budapest venerdì e rientro martedì, però fammi sapere i compiti eccetera, per favore. Certo. Noi ci sentiamo comunque. Va bene. Va bene, un bacio a Silvia, buona serata. Ciao, grazie Tiziana. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Allora, buona serata Lucia, grazie Nicola, un saluto a Romanella e alla prossima. Arrivederci. Grazie. Buona serata a voi, grazie. Grazie ancora, arrivederci.